tra ragazzini in via Roma. Domani ci sarà un incontro tra comuni e associazioni per contrastare il fenomeno delle baby gang. Rissa sugli spalti tra i genitori durante una partita under 13 tra Clodiense e Cittadella. Il presidente della FIGC di Padova scrive una lettera: basta con questa violenza. Dopo il nostro servizio sul diniego di AVM di far subentrare il coniuge superstite nel posto auto del garage comunale di Venezia, è stata presentata un'interrogazione all'assessore Michele Zuin. Le imprese venete col fiato sospeso per i dazi americani, le associazioni di categoria parlano di un vero e proprio terremoto che potrebbe abbattersi sul commercio del territorio. Nel piano triennale delle opere pubbliche appena approvato non sono stati previsti fondi per Chioggia. Per il consigliere regionale Montanariello è un durissimo colpo sferrato dalla destra che governa regione e comune. Dopo le numerose proteste dei cittadini contro l'agrivoltaico a Cassolaro, la proprietà del terreno, Fondazione Querini Stampagli, ha deciso di rinunciare al progetto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, che si apre con la cronaca e con l'ennesima rissa tra ragazzini a Spinea in via Roma ieri pomeriggio. Domani intanto ci sarà un incontro tra comune e associazioni per studiare possibili misure per contrastare il fenomeno delle baby gang. Nuova violenta aggressione tra coppie di ragazzini a Spinea, con il pestaggio dei due finite in strada con il forzato blocco del traffico lungo via Roma per evitare i mezzi in transito in quel momento potessero investirli. Avevo sentito anch'io che hanno litigato, ma non ero presente. Non ho mai avuto occasione di incontrare risse né di vedere niente, soltanto sentire delle voci, ecco, che in giro si sentono. L'aggressione tra due coetanei che si conoscevano e parrebbe per un regolamento di conti nel pomeriggio di martedì dopo le 14. A sedare questa violentissima rissa alcuni dei commercianti di via Roma, che poi diventa piazza Mazzini al civico 36, cioè alle nostre spalle. Ad intervenire in particolare uno dei gestori dell'ortopedia e sanitaria che dice: se non fossimo intervenuti i ragazzini potevano anche finire gravemente in ospedale. Episodio che accade a poco più di 15 giorni di distanza dall'altro pestaggio, quello delle 6 babybulle, tutte minorenni, contro la coetanea compagna di scuola 14enne, trascinata pure per i capelli con una ciocca rimasta tra le mani di una delle sue aguzzine ed esibita come trofeo di tanta inaudita violenza. L'episodio delle ragazzine è stato un episodio molto grave e che comunque ha attirato l'attenzione di tantissime persone e dei media. A Spinea, comunità letteralmente sotto shock. Farci un esame di coscienza, secondo me, e aiutare questi ragazzi, perché se vai avanti così negando non aiuti di certo nessuno, né loro né i familiari che gestiscono questi adolescenti, questi ragazzini purtroppo con questi problemi. Uno dei due ragazzi del pestaggio di via Roma sarebbe seguito dal centro di igiene mentale di Milano e a Spinea il comune corre ai ripari con un incontro previsto per giovedì come contrasto al fenomeno delle baby gang. Gli operatori di strada, gli educatori, la biblioteca, le scuole e altre realtà che in questo momento sono attive per individuare percorsi e proposte da mettere in atto per prevenire questi fenomeni. Ancora violenze nei campi di calcio del Veneto e ancora una volta sono coinvolti genitori che durante una partita under 13 tra Clodiense e Cittadella hanno creato una vera e propria rissa sugli spalti. Il presidente della FIGC di Padova ha così scritto una lettera. Cari genitori, cercate di aiutare i propri figli e i ragazzi, cercate di incentivarli, devono capire che devono accettare la sconfitta ma anche la vittoria. Non dobbiamo mettere fuoco a queste critiche. Inizia così la lettera di Claudio Pittarello, presidente della FIGC di Padova, al culmine dell'ennesimo episodio di violenza sui campi di calcio della nostra regione. L'ultimo episodio nel fine settimana durante una partita di under 13 a Chioggia tra la squadra di casa, l'Unione Clodiense e il Cittadella. Un gruppo di genitori ha iniziato ad insultare un dirigente di Chioggia e sarebbe iniziata una rissa sugli spalti tra mamma e papà. Uno addirittura sarebbe stato colpito con una bottigliata e la partita è stata sospesa.
Pisa. Dopo questo ennesimo episodio, il presidente della FIGC padovana ha scritto una lettera indirizzata non solo agli atleti, ma soprattutto alle famiglie e alle società sportive. Siamo arrivati a un punto non più tollerabile e questo, come ho scritto in questa lettera, ho coinvolto genitori, allenatori, arbitri e quant'altro. Perché? Perché ogni domenica, ogni weekend succedono questi fatti. E non nascondo che anche ieri è successo un fatto nell'attività di base e a questo punto arrivare su una categoria attività di base esordienti mi preoccupa. Ecco perché ho scritto questa lettera, per dare un messaggio incisivo a queste persone, a questi dirigenti e a questi genitori, perché dobbiamo cominciare a navigare su un'altra rotta. Cosa vuol dire? Andare a incidere e aiutare questi ragazzi. Il calcio è competizione e sacrificio, ma mai prepotenza, ha scritto Pittarello nella lettera, sottolineando il valore del gioco di squadra e il rispetto. Violenza e intolleranza, come si è visto in altri casi, come gli insulti razzisti ai giocatori di colore subiti per esempio dai calciatori del Real Padova, o le ingiurie pesanti a donne e arbitro con minacce di morte, sono l'antitesi dello sport e dei suoi valori. Il gioco del calcio è un gioco che io ho sempre apprezzato, che è bello, però deve avere dei valori. I valori quali sono? Il rispetto e l'educazione, e questo ultimamente sta mancando. Dunque quello che io voglio e ripeto, questo messaggio deve arrivare a tutte le persone, a tutta questa società. Tensione a Venezia per un video che sta circolando online che ritrae quello che sembra uno sparo esploso in zona Sant'Alvise poco dopo la mezzanotte. Nel filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un privato si vede una sagoma camminare a bordo canale e poi, lontana dall'inquadratura, sfilarsi qualcosa dalla tasca. Segue un colpo e un lampo. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto. Ed ora l'omicidio del tabaccaio di Jesolo. Domani al riesame di Venezia la richiesta di scarcerazione del cuoco 36enne accusato del delitto. Presenteremo, d'accordo con il mio assistito, una istanza di riesame al Tribunale delle Libertà di Venezia, perché ci sono alcuni punti, dell'indagine che non ci convincono pienamente. Al riesame chiederemo in principalità la scarcerazione per mancanza della gravità indiziaria e in via subordinata comunque che valuti il Tribunale la possibilità di dare gli arresti domiciliari. A non convincere i difensori del cuoco 36enne Leonard Sheheu, accusato del delitto del tabaccaio di Jesolo, Roberto Basso, ucciso il 5 marzo 2024 nella sua casa di Jesolo, dove viveva solo, la confessione fornita ai carabinieri dal cuoco di origine albanese all'atto dell'arresto. Ecco perché. Secondo noi è un atto inutilizzabile in sede processuale. E così come abbastanza stupiti ci ha lasciato la circostanza che, nonostante il mio assistito fosse indagato da almeno ottobre 2024, nel gennaio del 2025 sia stato sentito a sommare informazioni senza la presenza di un difensore. In merito infine alla richiesta al riesame per i domiciliari, stando sempre ai legali di Sheheu, in quanto non sussisterebbe il pericolo di reiterazione del reato. Mi sembra francamente non sussistente nel caso di specie, e quindi ritengo comunque che gli arresti domiciliari possono essere sufficienti per salvaguardare le esigenze di prevenzione speciale. La storia del diniego di AVM al subentro da parte del coniuge superstite al posto auto al garage comunale di Venezia dopo 50 anni di abbonamento condiviso dalla coppia e deciso dall'azienda veneziana in seguito al decesso a febbraio di uno dei coniugi. Vicenda di cui vi abbiamo parlato nel corso del telegiornale di lunedì scorso e che, dopo essere finita in tribunale, oggi ritorna con l'interrogazione all'assessore Michele Zuin e, per conoscenza, anche al sindaco da parte del gruppo consigliare Venezia e Tua, con la capogruppo Cecilia Tonon. A fine marzo, a sorpresa, il giudice aveva ordinato ad AVM di assegnare d'urgenza il posto alla ricorrente senza sentire la controparte. Oggi la presentazione dell'interrogazione scritta in merito al caso, davvero eclatante, con lo stop all'assegnazione del posto auto decisa da AVM senza alcuna motivazione. Imprese venete con il fiato sospeso per i dazi americani. Le associazioni di categoria parlano di un vero e proprio terremoto.
L'incertezza mette sempre a dura prova noi imprenditori, perché noi abbiamo bisogno di certezze, di poter anche pianificare le nostre imprese in modo da svilupparle, perché oggi si deve anche capire che l'impresa per vivere ha bisogno anche di sviluppare, di crescere, e con questi dazi molto probabilmente in tanti settori avremo delle frenate. Le categorie sono preoccupate per quello che potrebbe accadere con l'applicazione dei dazi di Trump. Non solo Confcommercio, l'allarme arriva anche dal presidente di Confartigianato Veneto Roberto Boschetto, che parla di un vero e proprio terremoto per le imprese artigiane. A preoccupare, evidenzia, è anche l'impatto sulla Germania, principale paese di destinazione dell'Italia. I settori a rischio non sono pochi, fa notare ancora Bertin. Io spero che questo non incida nel calo dei consumi, perché sennò sarebbe veramente un dramma serio. E proprio per aiutare le imprese venete in un momento già difficile è stato siglato un accordo tra Confcommercio Veneto e Intesa San Paolo, che prevede 460 milioni di euro di credito e agevola gli investimenti per le aziende del terziario, commercio, turismo e servizi. Le attività commerciali sono l'anima delle città e quindi dobbiamo però preservarle, dobbiamo comunque collaborare con le istituzioni, perché queste devono avere un ruolo fondamentale nei paesi, nei centri storici, e pensiamo a quanta socialità fa un negozio. In particolare è previsto un pacchetto di misure pensate per rispondere alle esigenze più urgenti degli imprenditori. È un accordo molto importante perché ha delle condizioni economiche estremamente vantaggiose, quindi transazioni completamente gratuite se fatte con le carte di pagamento fino ai 10 euro. E insieme a questo anche tante novità con le modalità di pagamento che aiutano sempre di più a gestire le proprie modalità, che si sia commercio, servizi oppure sistema alberghiero. Ormai diciamo che il digitale è entrato pienamente a far parte del mondo dei pagamenti. Nel piano triennale delle opere pubbliche appena approvato non sono stati previsti fondi per Chioggia. Per il consigliere regionale Montanariello un durissimo colpo sferrato dalla destra che governa regione e comune. Non si parla di 308, non si parla di Romea, non si parla di Brentana. Risulta evidente che i costi della pedemontana hanno ipotecato il futuro viabilistico e infrastrutturale di questa regione. Il consigliere regionale Montanariello denuncia come nel piano triennale delle opere pubbliche appena approvato in regione non sia stato stanziato nemmeno un centesimo per Chioggia. Un colpo durissimo, commenta. Un piano che vede una partecipazione della regione molto timida, solo 5 milioni su 270 milioni in totale. Tra l'altro questi 5 milioni vengono messi sui restauri delle sedi di proprietà della regione, non sulle emergenze più contingenti, tipo alcuni territori che vanno sott'acqua. Quindi potremmo dire che la regione preferisce le piastrelle nuove piuttosto che evitare gli allagamenti delle abitazioni dei cittadini di Punta Gorzone. E un altro schiaffo per il territorio, secondo il consigliere Dem, è il mancato inserimento nel piano della ciclabile Rosolina-Chioggia Adige Brenta, un'opera che ha visto il plauso delle categorie economiche. Non solo. È un piano che non tiene conto delle grandi emergenze, dei grandi nodi del Veneto, il nodo abitativo, il problema della casa, neanche un centesimo, ciclabilità altrettanto, neanche un centesimo. Gli unici stralci realizzati sono quelli di alcuni ciclabili di interesse nazionale che vengono realizzati da altri e non da noi. Così come viene abbandonato tutto il tema infrastrutturale di questa regione, non c'è cenno a tutte le grandi problematiche viabilistiche che ci attanagliano. È un piano che non tiene conto di quelle che sono le esigenze reali del nostro territorio e che vede una regione fare la propria parte in modo molto timido. Torniamo a parlare del progetto dell'agrivoltaico a Cassolaro. Dopo le numerose proteste dei cittadini, la proprietà del terreno, la Fondazione Querini Stampaglia ha deciso di rinunciare. Pur riconoscendo il valore del progetto in termini di sostenibilità ambientale e di autonomia finanziaria, fanno sapere, si è deciso di far proprie le istanze della comunità e portatrice di un diverso sviluppo dell'area nei confronti della società titolare del progetto. A questo punto potranno essere valutate delle alternative, ma l'ipotesi di un maxi impianto è esclusa. Nasce a Portogruaro un progetto per contrastare la dispersione scolastica e l'inattività giovanile. Sono stati coinvolti 130 ragazzi.
Appindustria Servizi SRL, ente di formazione di Confapi Venezia, presenta oggi un'esperienza laboratoriale realizzata all'interno del progetto Esplora Te, illumina il tuo talento, guida la tua indipendenza, un'iniziativa finanziata a Fondo Sociale Europeo che vede le imprese attivarsi nei confronti del territorio rivolta ai giovani. I risultati del progetto, nato per contrastare la dispersione scolastica e l'inattività giovanile, sono stati presentati a Portogruaro. Coinvolti 130 ragazzi e ragazze della città metropolitana. Un progetto che mi sembra sia rivolto dalle piccole imprese nei confronti dei giovani e credo che sia un momento molto importante, un momento nel quale gran parte della gioventù o una parte della gioventù presenta delle criticità. Ecco, progetti come questi sono forse una delle risposte migliori. Orientamento, laboratori formativi e tirocini in azienda per favorire l'aggregazione e rafforzare competenze e capacità personali e sociali. L'obiettivo è quello di fortificare le politiche attive del lavoro e garantire la sostenibilità delle azioni previste. Il progetto infatti ha coinvolto imprese, enti e stakeholder locali. Stiamo assistendo veramente a un periodo particolare in cui i giovani sono in crisi, credo, la fascia adolescenziale, in crisi di prospettive, di educazione, di cultura, di lavoro e spero che insieme tutta la comunità del nostro territorio li possa veramente aiutare ad uscire da questa palude che sembra li stia attanagliando. Quindi i progetti, il lavoro è sicuramente uno di questi. Ed è davvero tutto, io ora vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.